4 fabbricati e un terreno agricolo per un valore di oltre 70.000 euro è l'ammontare di un sequestro di beni operato dalla Guardia di Finanza di Canicattì su delega della Procura della Repubblica di Agrigento. Nel mirino degli inquirenti una società di Canicattì dedita alla fabbricazione di apparecchi elettromedicali. La vicenda parte nei mesi scorsi quando le fiamme gialle bussano alla porta dell'azienda per una normale verifica fiscale. Al termine i finanzieri accertano numerose violazioni in materia di imposte dirette ed IVA. Operazioni commerciali inesistenti, mai avvenute per 147.000 euro, ma soprattutto l'attenzione delle fiamme gialle si sposta sui 26 operai, 3 irregolari ed in nero, che lavorano nell'azienda. Immediata la segnalazione alla magistratura competente. Gli investigatori sono giunti alla contestazione attraverso l'esame e la comparazione della contabilità ufficiale dell'impresa, nonché della ricca documentazione rinvenuta nella sede già al momento dell'avvio dei controlli, che di fatto costituiva una vera e propria contabilità parallela. La ragione del sequestro è dovuta alla necessità di cautelare il patrimonio e di dare concretezza alle contestazioni mosse a seguito della verifica, perché esse si traducano, in caso di condanna, in effettivo introito nelle casse dello Stato. I terreni sequestrati sono a Canicattì e in territorio di Caltanissetta. Si tratta dell'ennesima operazione della Guardia di Finanza agli ordini del colonnello Pasquale Porzio sul fronte della lotta all'evasione fiscale e alla tutela dei lavoratori costretti il più delle volte ad operare in nero.